20ª edizione del trofeo Panificio Vescovi, gara riservata alla categoria allievi che apre questa giornata dedicata al ciclismo giovanile, allievi e juniores nel ricordo di Claudio Cecconi. Ci troviamo, gentili appassionati di ciclismo, presso la località La Stella nel comune di Vinci, dove gli sportivi del gruppo sportivo Amici di Claudio hanno organizzato questa manifestazione in ricordo di Claudio Cecconi. La prova della mattina, riservata alla categoria allievi, sarà valida come 20° Gran Premio Panificio Vescovi, 12° Trofeo Claudio Cecconi, 19ª Coppa Sef Pavimenti, 19ª Coppa Calzaturificio Il Bischetto, 15ª Coppa Walter Mencherini, terza Coppa Anthony Orzani, prima Coppa Nolcar Autonoleggio. Dicevamo una gara che suscita negli sportivi, negli appassionati e nelle formazioni che vi partecipano sempre grande emozione, in quanto si ricorda un grande organizzatore come Claudio Cecconi. Non mancano i protagonisti, gli attesi protagonisti di una stagione nella categoria allievi. Infatti è presente il campione italiano della categoria Daniel Marcellusi, inquadrato in queste immagini, prenderà il via con il dorsale di gara numero 1. Ma sono presenti anche tanti altri atleti attesi quest'oggi, uno fra tutti il plurivittorioso della categoria allievi, vale a dire Gabriele Giannelli, che corre per il gruppo ciclistico romagnano. Poi da segnalare la presenza nel gruppo sportivo e per finish del vincitore di domenica scorsa, Emanuele Scardigli, partirà con il numero 55. È presente anche il campione provinciale Tommaso Fiaschi. Ed ancora scorrendo nella lista degli atleti che prenderanno il via in questa gara, sottolineiamo la partecipazione tra gli altri di l'atleta australiano James Thompson, che ha disputato alcune gare in Italia quest'anno, ha già ottenuto 2 successi, l'ultimo appena 7 giorni prima nella gara che si è disputata a Cogorno in Liguria. E prima della partenza Giuliano Baronti insieme alla madre di Claudio Cecconi premiano il campione italiano, e tanto è presente anche Valerio Vescovi, titolare del Panificio Vescovi, che consegna una targa ricordo proprio alla madre di Claudio Cecconi, targa ricordo per questa davvero splendida giornata che gli amici di Claudio hanno organizzato qui alla Stella di Vinci. Partenza avvenuta per la categoria allievi, 70 i chilometri in programma. Io vi ricordo le formazioni alla via: la tutti a ruota cicli montanini con il campione italiano Daniel Marcellusi, la ciclistica Arma di Taggia, l'Ausonia Pescantina, formazione veneta, la Andorra Ciclismo, la polisportiva ortonovese Cinquale. Intanto siamo al chilometro 0 proprio di fronte al Panificio Vescovi, la Unione Sportiva Luni, il gruppo sportivo Levante Eurotermo, la Monte Carlo Ciclismo, il gruppo ciclistico romagnano, il gruppo sportivo Iperfinish, il Velo Club Seano One, l'Unione Ciclistica Empolese, la Società Ciclistica Campi Bisenzio, l'Aquila Ganzaroli, l'Olimpia Valdarnese, la Castelfiorentino Banca di Cambiano, la TAV Bertolucci e Coluccini, la Unione Sportiva San Cascianese Ciclismo, la Fosco Bessi di Calenzano, l'Abitare Cornici Pedale Certaldese, il Velo Club Empoli, e poi con la propria formazione di club australiana James Thompson. Lasciamo sfilare gli atleti che intanto stanno attraversando la frazione di Mastro Marco, che si trova praticamente a poche decine di metri dalla Stella di Vinci. Cambia provincia, ci troviamo già in provincia di Pistoia, e gli atleti affronteranno un percorso che non presenta particolari difficoltà altimetriche per quanto riguarda salite impegnative e lunghe, ma è un continuo saliscendi. Allora, partenza da La Stella, quindi Mastro Marco, Lamporecchio, Vinci, San Pantaleo, Apparita, e sono proprio le immagini si riferiscono proprio all'imminente passaggio dalla località dell'Apparita, quindi Lazzeretto, La Stella. Si conclude qui il primo giro dopo 15 km, poi gli atleti affronteranno 2 giri identici attraverso le località di Mastro Marco, Cerbaia, Stabia, Lazzeretto e ritorno alla Stella. Dopodiché ancora un giro attraverso come quello che gli atleti stanno affrontando adesso, quindi come il primo, attraverso La Stella, Mastro Marco, Lamporecchio, Vinci, San Pantaleo, Apparita e quindi Lazzeretto, e ritorno alla Stella. E poi l'ultimo giro invece
ancora attraverso la stella, Mastro Marco, Cerbaia, Stabia, Lazzaretto e quindi conclusione alla stella. Un continuo saliscendi che sicuramente terrà viva la corsa in questi 70 km del percorso. Tratti fondamentali sono proprio quello che stiamo vedendo adesso all'ingresso della località dell'Apparita, e poi lo strappo che non presenta pendenze impegnative, ma che è posizionato in una posizione di tutto rispetto, quello di Lazzaretto, che praticamente si conclude a 1500 metri dalla conclusione. È uno strappo di circa 400 metri con pendenze che arrivano al 5-6%, e che, per come è posizionato, può rappresentare un ottimo trampolino di lancio per gli atleti di questa gara, di questa categoria. Sicuramente però sarà importante stare attenti per tutti i 70 km e 200 metri di questa corsa, perché davvero le insidie non mancano. Non c'è infatti un tratto dove è possibile recuperare per il gruppo, in quanto c'è veramente poca pianura, e quindi sarà sicuramente fondamentale per gli atleti della categoria allievi rimanere sempre attenti e sempre in guardia, per evitare che alcuni avversari possano avvantaggiarsi già nelle prime fasi di gara. Intanto con le immagini siamo passati al chilometro 15, il plotone viaggia ancora compatto, siamo in vista del primo passaggio sotto lo striscione di arrivo, le maglie dell'Unione Ciclistica Empolese nelle prime posizioni, anche quelle del pedale ortonovese. Tra questa formazione segnaliamo anche la presenza di Lorenzo Vallarino, uno dei favoriti sicuramente della vigilia quest'oggi in questa 20ª edizione del trofeo Panificio Vescovi. Siamo al passaggio sotto lo striscione di arrivo, 4 giri al termine, quindi concluso il primo giro ad ampio raggio. Adesso avremo da affrontare 2 giri di 13 km ciascuno attraverso le località di Mastro Marco, Cerbaia, Stabia, Lazzaretto e quindi la Stella. Siamo ancora con le immagini, siamo al chilometro 22 di gara, c'è l'allungo dell'atleta con il dorsale di gara numero 49, si tratta di Joy Damo, atleta della Monte Carlo Ciclismo, formazione lucchese, che schiera al via un altro dei più attesi quest'oggi, Nicolas Nesi, con il dorsale di gara numero 42, preso il via il corridore della formazione Monte Carlo Ciclismo. Intanto con il gruppo che accusa un ritardo di 24 secondi dall'atleta solitario al comando, il plotone che per il momento lascia spazio quindi a questa azione. Siamo nelle prime fasi di gara, abbiamo percorso 23 km, quindi ne mancano ancora 45, poco più alla conclusione di questa 20ª edizione del trofeo Panificio Vescovi, inserita nella giornata del ciclismo in ricordo di Claudio Cecconi. L'organizzazione è affidata al gruppo sportivo La Stella Amici di Claudio, con la collaborazione davvero di tanti partner che non fanno mancare mai il proprio apporto. Uno fra tutti, ma più che sponsor, li definiamo davvero parte integrante dell'organizzazione, con il Panificio Vescovi, con Valerio Vescovi che proprio si impegna in prima persona in questa organizzazione, poi la ditta Neri con Giuliano Baronti che ha seguito per filo e per segno tutta l'organizzazione. Giuliano Baronti che insieme proprio a Claudio Cecconi organizzò negli anni scorsi tantissime manifestazioni di prestigio e portò in questa zona della Toscana tantissimi appuntamenti internazionali. Da sottolineare anche la partecipazione della Auto Vinci a Sovigliana Empoli. Intanto siamo ancora con il fuggitivo, entriamo in località La Stella con l'atleta solitario al comando. Come vedete il gruppo si è avvicinato, gruppo che adesso accusa un ritardo di appena un centinaio di metri, pilotato dalle maglie della Foscobessi, che come vedete adesso dà il cambio l'atleta della Foscobessi. Tommaso Fiaschi invece l'atleta con la maglia di campione provinciale. Adesso c'è un allungo, è un atleta del gruppo ciclistico romagnano, ci sembra Gabriele Giannelli, atleta come vi ho detto plurivittorioso nella categoria. Infatti con il dorsale di gara numero 52 si tratta proprio di Gabriele Giannelli. Prova adesso ad allungare anche con il numero 42 Nicolas Nesi. Attenzione anche a James Thompson, stanno venendo fuori
quando siamo appena al 28esimo chilometro di gara, alcuni degli atleti più attesi si sono già visti nelle prime posizioni: Tommaso Fiaschi, Nicolas Nesi, Gabriele Giannelli e James Thompson. Questi sono un po' i nomi più attesi quest'oggi. Attenzione all'allungo dell'atleta dell'Ausonia, formazione veneta, allunga quindi quando siamo al chilometro 37 di gara, allunga il dorsale di gara numero 13, vale a dire Nicola Righetti. Da sottolineare la presenza nella formazione Ausonia pescantina dell'ex tricolore della categoria allievi Alessandro Fedeli. Si schiera al via con il dorsale di gara numero 9, ha vinto nella categoria esordienti a Chiavari il titolo di campione italiano, titolo conquistato con un'azione in solitaria. Intanto attenzione perché cambia ancora la situazione ed è attivissimo Gabriele Giannelli, l'atleta massese del gruppo ciclistico romagnano. Per lui una stagione da incorniciare, viene da un periodo di riposo, è stato infatti 5 giorni a seguire le avventure del fratello nella 3 giorni orobica e quindi non si è allenato sicuramente al massimo, però già brillante in queste fasi centrali di gara l'atleta del gruppo ciclistico romagnano, che sicuramente ha nell'intelligenza tattica e nella visione di corsa una delle sue doti principali, nonché un ottimo spunto veloce e tiene particolarmente bene anche in salita, davvero corridore completo ed uno degli atleti più attesi quest'oggi. Prova questo allungo in solitaria quando siamo al chilometro 40, quindi 30 km alla conclusione, con Gabriele Giannelli che si volta, provano ad entrare in due, vediamo di chi si tratta. Si tratta di un atleta della banca di credito cooperativo di Cambiano e poi un altro del Velo Club Siano One. Adesso c'è un allungo, si tratta proprio di un altro dei corridori più attesi, Lorenzo Vallarino del gruppo sportivo Cinquale Ortonovese, che prova ad allungare a sua volta. Attenzione perché si stanno muovendo i favoriti della vigilia, quindi con Vallarino che sta per transitare sotto lo striscione di arrivo. Si concludono anche i 2 giri attraverso Mastro Marco, Cerbaia, Stabia, Lazzaretto, La Stella, quindi ancora un altro giro come il primo che gli atleti hanno affrontato e poi un giro finale come quello che gli atleti stanno per concludere adesso. Vallarino ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo. Da sottolineare anche altri partner a fianco dell'organizzazione come l'Ottica Ginanni, come la calzaturificio Fratelli Borgioli, la pizzeria Antico Masetto, l'Eurospin di Mastro Marco e poi ancora il calzaturificio TLC, produzione calzature, l'agraria Montalbano, l'impresa edile di Fagni Luca, la fornitura SEF, fornitura e installazione pavimenti in linoleum, il calzaturificio Il Bischetto, l'autofficina Turini ed ancora Unicop Firenze a Lamporecchio, la banca Etruria, filiale della Stella di Vinci. Attenzione perché cambia ancora la situazione, lo vediamo dalle immagini, c'è un attacco a 2, sono 2 maglie leggermente diverse. Si tratta il dorsale di gara numero 110 di Simone Sanò della Foscobessi Vangi Sicilia, mentre l'altro è Eno Lucai della Foscobessi di Calenzano. Questi 2 atleti hanno un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti del resto del gruppo quando abbiamo percorso 48 km di gara, quindi un attacco a 2 di 2 compagni di squadra, praticamente le stesse, la società fa capo alla stessa organizzazione e stanno attaccando davvero molto forte. Ci troviamo praticamente in vista del passaggio sulla circonvallazione di Vinci con questi 2 atleti che hanno adesso un vantaggio di 10 secondi nei confronti del gruppo, però da dietro stanno guadagnando, ci segnala la informazione in corsa a cura di Sandro Manzi ed Adriano Dini. Stanno guadagnando, infatti segnalato un drappello che sta rimontando sugli atleti che vediamo adesso inquadrati. Eno Lucai e Simone Sanò sono i 2 atleti al comando. Stanno intanto rientrando altri 4, vediamo di chi si tratta. James Thompson, eccolo qua, l'atleta australiano che una volta raggiunti i fuggitivi si porta decisamente al comando in questo tratto in leggera salita. Vediamo chi si porta alle sue spalle, eccolo qua il forte atleta australiano alle sue spalle. Vediamo con il numero 51 Gabriele Ricci, poi Vallarino e Scardigli. Attenzione a questa fuga perché sono sicuramente atleti di primo ordine, ci sembra un po' in difficoltà Ricci, lo salta Vallarino
alle sue spalle Scardigli, si porta in terza posizione Ricci in quarta, sta cercando di tenere duro Sanò. Intanto siamo tornati sulla testa, praticamente stesse maglie, ma cambia la composizione, perché vediamo Vallarino, Thompson e al posto di Ricci è invece presente Giannelli. Infatti al prezzo contatto Ricci è riuscito con una bella azione Gabriele Giannelli a riportarsi sulla testa, ma non si dà per vinto James Thompson, allunga ancora in ogni qualvolta la strada tende a salire, non molla un metro Gabriele Giannelli. Scardigli si mantiene in terza posizione, Vallarino in quarta. È un'azione davvero interessante, 4 uomini al comando, 25 secondi di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, e questa è davvero un'azione importante. Vedete anche la grinta dell'atleta australiano che adesso riceve una borraccia dal padre, grande appassionato di ciclismo anche lui, che ha anche quest'anno, dopo la scorsa stagione, portato la famiglia in vacanza in Italia, e davvero sono tanti i frutti raccolti da James Thompson quest'anno. 2 vittorie, qualche problema fisico quando al suo arrivo in Italia, ma adesso sta davvero pedalando molto forte. Questa è la sua ultima gara in terra italiana, farà ritorno in Australia mercoledì. Alle loro spalle il terzetto, attenzione ad Alessandro Fedeli, eccolo qua inquadrato, l'atleta veneto della Usonia Pescantina, ex tricolore nella categoria esordienti. Alle sue spalle, alle spalle di Fedeli, vediamo con il numero 42, si tratta di Nicolas Nesi della Monte Carlo, e con il numero 51 Gabriele Ricci, che faceva parte degli uomini alla comando, è stato poi staccato dai 3 compagni di fuga. Fortunatamente per i colori del gruppo ciclistico romagnano è riuscito ad entrare Gabriele Giannelli con una bella progressione, ha quindi agganciato la fuga, che per il momento sembra essere la fuga decisiva. Per i 3 che abbiamo visto inquadrati, quindi per Nicolas Nesi, per Alessandro Fedeli e per Gabriele Ricci, il distacco nei confronti della testa della corsa è di 25 secondi. Per gli atleti che vediamo adesso inquadrati invece hanno da recuperare 40 secondi, quindi vantaggio importante per i 4 uomini alla comando. Potrebbero ancora rientrare i 3 più immediati inseguitori, sicuramente ottime doti di passista per quanto riguarda Alessandro Fedeli, Gabriele Ricci e Nicolas Nesi, quindi per loro ancora la possibilità di rientrare nei confronti dei 4 uomini alla comando, mentre vediamo questi atleti che accusano un ritardo di 45 secondi nei confronti della testa della corsa, quando siamo ormai a meno di 20 km dalla conclusione. Continua intanto l'azione ormai in vista dell'inizio dell'ultimo giro, instancabile James Thompson continua a pedalare molto forte, l'atleta australiano. Si mantiene alla sua ruota Gabriele Giannelli, in terza ruota invece Emanuele Scardigli del gruppo sportivo per Finish. La quarta posizione invece è per Vallarino, per Lorenzo Vallarino. Gabriele Giannelli si porta al comando, come vedete c'è accordo tra i 4 uomini al comando, sono i più attesi della vigilia, stanno confermando quanto si prevedeva, ovvero si stanno giocando il successo questi 4 atleti, in quanto dietro il vantaggio nei confronti del resto del gruppo è di 57 secondi. Intanto notate davvero la tenacia di questo ragazzo australiano che si porta al comando e tira notevolmente più degli altri, forse anche troppo generoso James Thompson. Gli altri infatti rimangono in testa per 5-6 secondi, lui quando si porta davanti resiste in testa per almeno 20-25 secondi. Questo testimonia davvero la generosità di questo ragazzo. Quando siamo all'inizio dell'ultimo giro sta spendendo moltissimo James Thompson, questo potrebbe essere un fattore che lo potrebbe penalizzare nel finale, però sicuramente merita un bravo, perché sta davvero onorando questa manifestazione dopo aver stravinto la prova riservata alla categoria allievi nella giornata con Luca, organizzazione che in quell'occasione 7 giorni fa era a cura del gruppo sportivo Levante Eurotermo, nel ricordo di Luca Melis, atleta prematuramente scomparso, che proprio correva nella formazione Levante Eurotermo. Una vittoria splendida quella di James Thompson in solitaria in questa manifestazione che si è svolta 7 giorni fa. Il gruppo, eccolo qua inquadrato, accusa un ritardo di 57 secondi, quindi a questo punto lotteranno verosimilmente per il quinto posto gli atleti che vediamo inquadrati adesso, in quanto davanti non possono più essere raggiunti, a meno che ovviamente
non si guardino troppo, ma sono sicuramente atleti di primo piano, quindi sanno bene come gestirsi in vista del finale. E noi con le immagini siamo praticamente ad 8 km dalla conclusione, con la fuga che prosegue. 4 uomini al comando, James Thompson ancora in testa, si sta sobbarcando della maggior parte del lavoro, l'atleta australiano. In seconda posizione Lorenzo Vallarino, la maglia del gruppo sportivo Cinquale Ortonovese. Inquadrato in questo momento invece Gabriele Giannelli, già tante vittorie in stagione per il corridore massese del gruppo ciclistico romagnano. E poi è presente anche Emanuele Scardigli, per lui la prima vittoria stagionale 7 giorni fa a San Casciano, l'atleta della formazione che praticamente è di casa in quanto ha sede a pochi chilometri dalla stella in località Stabia di Cerreto Guidi. 4 uomini al comando, il gruppo accusa un ritardo di 50 secondi, quindi a questo punto sarà una questione tra i 4 uomini che vediamo adesso inquadrati. Il gruppo che vediamo in questo istante accusa un ritardo di sempre 45 secondi. Matteo Ghilardi e Tommaso Fiaschi sono lì in testa nel tentativo di ricucire lo strappo, ma ci sembra a questo punto davvero difficile per loro riuscire a riportarsi sui 4 uomini al comando. Comunque nel plotone ci credono ancora, perché possono contare su un finale che sicuramente avvantaggia il gruppo, perché davanti potrebbero tendere a studiarsi e quindi potrebbero favorire un eventuale rientro del gruppo. Vedremo quindi se ci sarà o meno la reazione del plotone. Per il momento il vantaggio si mantiene alto, 45 secondi nei confronti della testa della corsa, e noi torniamo in gara, torniamo in testa, dove continua la bella azione dei 4 uomini al comando. Si parlano adesso anche James Thompson e Emanuele Scardigli. Come vedete è Thompson che come sempre si sobbarca della maggior parte del lavoro, Giannelli sempre alla sua ruota. Si sono già sfidati i due, andò a Giannelli il primo atto della sfida, primo Giannelli, secondo Thompson, e questa sarà sicuramente una bella rivincita. Adesso Vallarino in testa e la volta di Scardigli, eccolo qua l'atleta del gruppo sportivo Iperfinish che si porta al comando. Siamo in vista di quello strappo che vi ho segnalato in apertura di telecronaca, lo strappo di Lazzaretto, che è posto a 1500 metri dalla conclusione, che quindi potrebbe riservare sorprese, perché è posizionato davvero a pochi metri dal traguardo e potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per uno di questi 4 atleti verso il successo nel 20° trofeo Panificio Vescovi. Primo atto di questa giornata in ricordo di Claudio Cecconi, che si concluderà con la gara riservata alla categoria juniores, che potete seguire al termine di questa sintesi, quindi subito dopo l'epilogo della gara riservata alla categoria allievi. 2 km dalla conclusione sta per iniziare lo strappo di Lazzaretto, ancora Thompson in prima posizione, Vallarino alla sua ruota. Si stanno studiando, il plotone sta recuperando, infatti adesso è segnalato a 25 secondi, non devono assolutamente correre, fare l'errore di guardarsi troppo i 4 atleti alla comando. Adesso Giannelli si porta in testa per aumentare il ritmo, Scardigli non molla la ruota del corridore massese, probabilmente lo ritiene il più pericoloso. Scardigli adesso in testa, con Thompson che si porta alla ruota del corridore del gruppo sportivo Iperfinish. Inizia in questo momento lo strappo di Lazzaretto, vedremo se qualcuno avrà le forze e la voglia per provare ad allungare. Per il momento nessuno, con Thompson che fa l'andatura in questo tratto in salita, composta l'azione del corridore australiano che indossa il dorsale numero 118. Si volta per controllare la situazione, Vallarino in seconda ruota, terza posizione per Gabriele Giannelli, e poi Scardigli in quarta ruota. Questo è il tratto più impegnativo dello strappo di Lazzaretto e questo è il momento giusto per attaccare. Se qualcuno ha le gambe, sembra in posizione di lancio Scardigli, vedremo se allungherà. Si svolta a destra, termina in questo momento lo strappo, nessuno ha provato ad allungare, ma ancora non è finita. 1400 metri alla conclusione per il quartetto che sta guidando il 20° trofeo Panificio Vescovi. Noi ci portiamo sul traguardo per assistere al finale. Segnalato dalla Radio Informazione in corsa l'attacco di Scardigli, ma viene ripreso e quindi è volata lunga di Gabriele Giannelli, la rimonta di James Thompson. È una testa a testa finale tra i due favoriti della vigilia, ed è Gabriele Giannelli che vince davanti a James Thompson,
terza posizione per Lorenzo Vallarino, quarto Emanuele Scardigli, quinta posizione vittoria della volata del gruppo per Nicola Sannesi, sesto Tommaso Fiaschi, settimo Giovanni Leonardi, ottavo Alessandro Brunetti, nono Alessandro Fedeli e decimo Mirko Calcinai. Questo l'epilogo del 20° trofeo Panificio Vescovi, la vittoria di Gabriele Giannelli del gruppo ciclistico romagnano davanti a James Thompson, atleta australiano, alla sua ultima gara in Italia. Terza posizione per Lorenzo Vallarino, la formazione è il gruppo sportivo Cinquale Ortonovese. Andiamo ad ascoltare i protagonisti del trofeo Panificio Vescovi. Gabriele Giannelli forse non ci credeva alla partenza, un periodo di riposo prima di questa corsa, però la condizione è ancora buona. Sì, come non mi aspettavo di riuscire a vincere, perché come hai detto te abbiamo fatto riposo, sono partito con l'intenzione di riuscire a fare un bel piazzamento, è partita questa fuga nel momento forse critico della corsa, sono riuscito a entrarci all'ultimo e abbiamo collaborato fino al traguardo e siamo riusciti a giocarci questa volata. Una fuga a 4 con diciamo tutti i favoriti della vigilia, vi sentivi il peso del pronostico sulle spalle, avete spinto fino all'ultimo e poi una volata sul filo dei centimetri. Sì, Thompson sicuramente è stato colui che ci ha permesso anche di guadagnare così tanto, perché faceva la gran parte del lavoro nella fuga e ero secondo agli ultimi 200 metri, ho cercato di partire secco e Thompson era rimonta, ma all'arrivo sono riuscito ad arrivare davanti e vincere. James Thompson, last race in Italy and second place, a good second place here in La Stella. Yes, I'm very happy with the second place. Just glad we got away in the end. The bunch behind us were coming pretty quick. Gabriele Giannelli did a great job in the sprint, just got me and yeah, very happy. Abbiamo fatto una bella azione per uscire dal gruppo, poi nello sprint Gabriele Giannelli è molto veloce, ho provato a rimontarlo ma non ci sono riuscito. Now, what are your projects for the future? Just try and get into the Australian team next year in 2013 for the World Championships in Florence, so that's my next goal. Thanks. Gli ho chiesto quali sono i prossimi obiettivi per il futuro, ha risposto che tenterà di entrare nel team della nazionale australiana per far bene anche ai mondiali di Firenze. Lorenzo Vallarino, era una fuga buona, lo abbiamo detto anche con Giannelli, c'erano tutti più attesi alla vigilia, vi siete giocati questa bella corsa insieme. Giannelli era il più veloce, comunque hai provato a fare un buon risultato, un terzo posto che ti soddisfa? Sì, un terzo posto che mi soddisfa perché è stata una fuga con molti corridori molto buoni e infatti Giannelli si è dimostrato il più forte e infatti ha vinto. E poi questo ragazzo qui venuto dall'Australia si è dimostrato molto forte e mi ha battuto anche lui e sono fatto un buon terzo posto che da morale aggiunge altri punti a tutti gli altri piazzamenti che ho fatto. Valerio Vescovi, titolare del Panificio Vescovi, 20 anni di storia di questa manifestazione riservata alla categoria allievi, 20 anni insieme a Claudio. Grande soddisfazione quest'oggi perché si è onorata la memoria di Claudio Cecconi con un podio di tutto rispetto. Sì, appunto, non ci ha smentito, le previsioni, quello che tutto il tempo che abbiamo messo per organizzare quest'anno, che è il 20° anno, ci abbiamo messo più impegno di sempre perché la gara riuscisse nel migliore dei modi. Il podio naturalmente ci ha confermato quello che erano le nostre speranze, un podio che molto probabilmente farà parlare perché sono ragazzi che avranno senz'altro un avvenire anche in categorie superiori, perché si vede, insomma, sono ragazzi che veramente ci danno. Niente, 20 anni, tutti gli anni direi, ossia da 7 anni che ci ha lasciato Claudio, abbiamo cercato di fare il possibile perché questa manifestazione si rimanesse una fra le più belle della Toscana, ma direi addirittura d'Italia. Nel nome di Claudio credo che continueremo a cercare di fare sempre del nostro meglio per far sì che questa gara riesca sempre nel migliore dei modi. Un ringraziamento particolare a tutti, alla popolazione della Stella, cittadini della Stella, a tutti gli sponsor. Non vorrei dimenticarmi nessuno, per cui dico a tutti veramente che danno un grosso contributo a far sì che questa manifestazione, questa giornata dello sport riesca nel migliore dei modi. Un ringraziamento alle autorità e anche a voi che insomma ci sopportate in questa giornata. Matteo Betti, direttore sportivo del gruppo ciclistico romagnano, non finiscono di arrivare queste vittorie, non si smette davvero mai di alzare le mani. Con oggi uno splendido Gabriele Giannelli, ci ha detto nell'intervista dopo un periodo di riposo è comunque riuscito ad essere molto competitivo. Che bella vittoria. Sì, effettivamente è una bella vittoria, anche poi qua siamo nel centro del ciclismo toscano, quindi ci tenevamo particolarmente. È un po' inaspettata perché
abbiamo riposato, infatti, però hanno fatto una buona prova tutti i ragazzi, quindi siamo contenti. Prossimi appuntamenti? E da domenica prossima la Pisa Volterra e avanti con le classiche, vediamo cosa viene fuori.